Eccolo, questo è il pandoro caldo caldo appena uscito dal forno, coperto di zucchero velo, sembra una montagna delle nostre Dolomiti imbiancata di neve. È il prodotto di un sapiente dosaggio di farina, uova, burro e tanta fantasia tutta veronese. Questo dolce appare per la prima volta a Verona alla fine dell'Ottocento, quando cioè nelle pasticcerie scaligere era ancora usanza consumare i dolci viennesi, retaggio non ancora scalfito dell'impero di Francesco Giuseppe. Il pandoro in un certo senso e in poco tempo scompaginò le usanze dei veronesi in fatto di scelte golose, in particolare per la sua bontà e per essere di produzione locale. La storia del pandoro nasce, si sviluppa e si perfeziona a Verona dopo l'Unità d'Italia e ben presto conquistò non solo i veronesi ma gli italiani e gli stranieri. Ma come nasce il pandoro e chi l'ha inventato? Siamo nel 1894, a quell'epoca già alcuni pasticceri si contendevano la primogenitura di questo dolce, ma è Domenico Melegatti, pasticcere di Corso Portoni Borsari, che brevetta la sua ricetta del pandoro e che vanta la prova pratica con l'attestato di privativa industriale del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, datato 20 marzo 1894. La storia racconta che Elsior Melegatti, dosando sapientemente farina, uova e burro, ottenne un impasto morbido che versò in uno stampo metallico di forma tronco piramidale a 8 costole laterali. Mise il tutto nel forno e al termine della cottura, capovolto lo stampo, scodellò il morbido, delicato, fragrante dolce dalla crosta d'oro che cosparse di candido zucchero vanigliato. Elsior Melegatti con le mani aprì il dolce e lo diede per l'assaggio ai suoi collaboratori. Uno di essi, dopo averlo assaggiato, esclamò: «Se proprio pan de oro». Questa esclamazione bastò al signor Melegatti per dare il nome al dolce. La vicenda del pandoro del signor Domenico prosegue anche nella cultura popolare. Sul giornale satirico Can della Scala del 24 maggio 1896 apparve una caricatura del pasticcere Melegatti, accompagnata da una quartina in rima baciata, di cui si è perso il nome dell'autore, in cui si legge: «El sta de fassa a San Giovanni in Foro e l'ha inventà il pandoro, e i pastisseri dall'Arabia i l'ha voluto simiotar tutti». A quei tempi la pubblicità non aveva ancora assunto il peso che ha oggi, pur tuttavia Domenico Melegatti si servì del quotidiano locale per reclamizzare il suo prodotto. Infatti sull'Arena del 22 e 23 marzo 1894 apparve questo annuncio: «Il pasticcere Melegatti, riassumendo la conduzione della sua antica rinomata pasticceria in Corso Portoni Borsari, avverte la benevola e numerosissima sua clientela di aver allestito un nuovo dolce che per la sua squisitezza, leggerezza e inalterabilità e bel formato l'autore lo reputa degno del primo posto, nominandolo Pandoro». Questo dolce senza dubbio è una invenzione originale e il suo successo è legato alla tradizione veronese del Natale. Le cronache del tempo, come abbiamo detto, raccontano che all'epoca in cui Domenico Melegatti brevettò il suo dolce esisteva una gran contesa per vantare il merito di chi a Verona producesse il miglior pandoro. Questa contesa tuttavia favorì la nascita di altri marchi di questo prodotto, Bauli, Paluani, D'Alcolli ed altri, che con il signor Domenico contribuirono a far di Verona la capitale dell'arte dolciaria.